Palazzetto dello Sport è un centro sportivo polifunzionale omologato per ospitare incontri internazionali di diverse specialità, quali basket, volley, calcetto a 5, karate, ginnastica artistica e ginnastica ritmica. L'impianto è dotato delle migliori attrezzature per garantirne il corretto utilizzo, tanto da rappresentare un moderno centro sportivo, oggetto di attenzione delle federazioni sportive per i propri raduni nazionali. La capienza del palazzetto si attesta attorno ai 2500 posti, suddivisi su 4 tribune in cemento e nel parterre su 2 tribune telescopiche complete di sedili. La sua altezza è pari a 14 metri. Dispone di 4 spogliatoi per gli atleti, ampi e spaziosi, e ognuno può ospitare 20 atleti, 2 spogliatoi per arbitri e ufficiali di campo, un'infermeria, macchine per produrre ghiaccio, più frigoriferi, infermeria, sala medica e area magazzino. All'interno è stato creato uno spazio delimitato ad area fitness. A richiesta può essere strutturata area stampa ed eventuale area VIP. Può essere aperto un bar con posti a sedere. È dotato di ampio parcheggio. L'attenta cura nella gestione rende l'impianto ospitale anche per manifestazioni extrasportive, quali concerti, rappresentazioni teatrali, fiere espositive e congressi. La palestra Enrico Fermi, oltre ad essere utilizzata per attività scolastiche, ricopre un importante ruolo durante le ore pomeridiane e serali, in quanto diventa luogo dove le associazioni sportive locali possono svolgere le proprie attività. Le associazioni nel suo insieme svolgono nella palestra circa 1000 ore di attività, a testimonianza del fondamentale ruolo dell'impianto. La palestra Enrico Fermi non viene utilizzata solo a fini didattici. Essendo dotata di tribuna da circa 300 posti, può essere utilizzata per manifestazioni sia sportive che extrasportive. È dotata di 2 spogliatoi per atleti e 1 per gli arbitri. Nello stesso edificio, collegata alla palestra centrale, è disponibile una palestrina in linoleum da poter utilizzare come warm-up. Pertanto, assieme al palazzetto e all'Expomar, rappresenta un nodo strategico per ospitare grandi eventi sportivi internazionali. Completano l'offerta di impianti sportivi al coperto per consentire lo svolgimento delle attività delle molte associazioni sportive locali la palestra Dante Alighieri nel quartiere di Santa Margherita e la palestra Palladio annessa alla scuola elementare. Sono impianti, questi ultimi, che consentono all'amministrazione di garantire tutti gli spazi necessari alle associazioni per svolgere correttamente la propria attività. Il Palà Expomar è un impianto polifunzionale adibito principalmente per fiere e congressi. È stato spesso determinante per ospitare importanti manifestazioni sportive grazie ai suoi 5.000 metri quadrati di spazio e per il suo posizionamento vicino al Palazzetto dello Sport e allo Stadio Comunale. Il Parco Giochi Santa Margherita è un impianto recentemente ristrutturato ed è dotato di un campo da calcetto con tribuna avente capienza di circa 400 persone, uno da basket o volleyball con una tribuna avente una capienza di circa 400 persone. È dotato di impianto di illuminazione e di un palco coperto dove vengono svolti concerti e spettacoli teatrali. Il complesso sportivo ha una funzione principalmente ludico-sportiva, solo in caso di riservazione esclusiva è oggetto di autorizzazione e conseguente pagamento di apposita tariffa d'uso.